E rientriamo in questo studio ideale dedicato alle fiere di Santa Lucia, ultima trasmissione dell'anno, conclusioni che non potevano mancare con il presidente di Regione del Veneto, Luca Zaia. Buongiorno. Presidente, buona giornata. Allora, un anno che se ne va, che bilancio trarre dall'agricoltura veneta? Guardi, qualcuno dice luce e ombre, diciamo che abbiamo una squadra di agricoltori eccezionali, che l'agricoltura cresce a due cifre con i giovani, siamo produttori di 350 prodotti tipici in Veneto, 6 miliardi di PIL e soprattutto diciamo che facciamo grande qualità. Se nei mercati internazionali non ci fossero le porcherie, ci fossero i nostri prodotti, guadagneremo ancora di più. Siamo in una fiera straordinaria dove il connubio imprenditoria, volontariato, agricoltura fanno anche turismo. Quante persone arrivano nel Veneto per i nostri prodotti enogastronomici? Beh sì, anche perché il turismo è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato. Siamo una regione importante a livello internazionale per il turismo, ma se non ci fosse l'agricoltura dietro il territorio, dietro l'offerta turistica non saremmo così. Quindi le eccellenze culturali, monumentali, ma anche tutto quello che è poi l'agroalimentare. Ciao. Conclusione, guardando al 2020, che messaggio diamo ai nostri ascoltatori? Il messaggio che diamo è che solo i pessimisti non fanno fortuna e l'augurio mio a tutti è quello di trascorrere queste feste in serenità e in salute, perché poi è questo quello che auguro, tutto il resto viene da sé. Grazie al Presidente, grazie a Regione del Veneto. Siamo alle conclusioni, buon anno da tutta la redazione di Cronache Trevigiane, ma ci rivediamo la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. Ancora auguri.